Un fatto grave, signori. Sono 4 settimane che mi accade un fatto strano. Non mi viene più la voglia. Ma non solo con mia moglie, non mi viene proprio più. Stamattina la dottoressa Tolomei, specialista in impotenza, froci e gay. Dopo 3 ore di visita accurata, di prove e controprove, a non fornì, mi ha detto, frate mio, tu stai inguaiata. Sto coso serve solo a fare pipì. Al ritorno ci ho trovato la moglie, mi ha settato con una coscia ingoppanata che aspettava proprio a me. Non mi ha dato manco tempo di salutare, che mi ha detto, sta massa entro i giorni, i sogni urante ma non sono che fessi. A parte il fatto che è un mese intero, che non mi tocca più manco con per 4 ore e mezza perché ha piazzato tanto. Ma che ti pensi che non l'ho capito che fino a mo sei stato con l'amante? Come si chiama la rustica casa? È rossa, è bruna, è bionda oppure è chiara? È vero, l'ezzetello è maritato, ma me li ha spiegato, sino a revoto. E non appena si è calmata la girità rosa stata. Si è seduto e ha domandato, e questo malo dove sta? Là, ca. Ha pensato che pazziava, perché ha detto sorridente, Gennari, ti amo tanto così tanto, che se avessi a cagnare sesse, ti amerei perdutamente più di quanto ti amo adesso. Ma poi quando sei convinto che diceva la verità, ha guardato il crocifisso e l'ha fatta parlare. Gesù Cristo! E non era molto meglio che tu galoppante? Una paralisi in de cosce, un culere fulminante, un attacco meningite di epatite, angina petto. Gesù Cristo, non era retto. Ma l'anno per malanno, fa queste cose come stanno.